Buon inizio settimana amici di DTV e di Diffusion, io sono di ottimo umore come ogni lunedì quando so di ritrovarvi qui insieme a me per iniziare ancora una settimana insieme in compagnia come ogni lunedì della musica, questa settimana in compagnia di un gruppo rock ma di quelli che fanno rock duro, hard rock, loro sono i Vicolo Inferno e ce li presenta Alice. Ciao Deborah, mi trovo in studio con i Vicolo Inferno, un gruppo hard and heavy imolese, dal quale da una via di Imola ha preso il proprio nome. Benvenuto Esatto. Igor. Ciao a tutti. Benvenuti ragazzi, dopo vi presenteremo tutti, se lo meritano. Intanto inviterei tutti gli spettatori, imolesi e anche non, di cercare la affascinante storia di questa via, di questo Vicolo Inferno, che ha dato appunto, ci ha dato lo spunto per scegliere il nome del nostro gruppo. Però non diciamo niente, così vanno a cercare. Però vi chiedo voi, come vi siete trovati? Allora, noi ci siamo trovati sulla bacheca di una scuola di musica, Imolese. Imolese, esatto. Avevo iniziato a cantare come penso un pochino tutti sotto la doccia, poi uno dice ma dai proviamo, dai ti ho sentito quella volta lì, potessi provare a cantare. Allora avevo iniziato a prendere un po' di lezioni di canto in questa scuola di musica, ogni tanto davo una sbirciata sugli annunci, i classici annunci, vendo chitarra, sì, certo. cercaci. E c'era appunto questo annuncio di chitarrista con esperienza, cerca gruppo per gruppo metal, appunto, però. Metal, esatto, metal o hard rock. Ed era il numero di Marco, quindi telefonata, ci sentiamo, dai, che gruppi ti piacciono a te? Ma sì, dai, e abbiamo iniziato. Vi siete trovati subito anche col genere? Ci siamo trovati col genere, ovviamente eravamo un'altra formazione e noi appunto ci siamo formati nel 2003, quindi abbiamo iniziato subito a provare a coverizzare, quindi abbiamo insomma incominciato a suonare come cover band. Poi abbiamo incominciato a fare invece dei pezzi nostri e diciamo per stringere e arrivare siamo arrivati che negli ultimi 2 o 3 anni è arrivato il buon Daz al basso e l'ultimo arrivato invece Alex alla batteria. E insomma, quindi scrivete un po' tutti insieme? Sì, cioè i pezzi nascono sempre, possono nascere o da un riff di chitarra oppure da un motivetto. Esatto, da un motivetto registrato nel cellulare, Sì, come al solito, capisco. che ti vai a nascondere in bagno per registrarlo, o in bicicletta che si sente il vento. Comunque dopo uno lo porta in sala prove e da questo nascono i pezzi, sono cose così. Bene, io vi lascerei al vostro primo brano. Ottimo. Dimmi il titolo per piacere. Dangerous Dream.
Eccoci tornati con i Vicolo Inferno. Io direi che i tuoi colleghi se lo sono meritato. Ma dai, Presentiamo. sì, dai. Allora, partiamo alla sinistra. mia sinistra, il bronzio di Riace, abbiamo al basso il Daz. Coraggiosissimo, perché io vorrei dire che qui è un freddo. Vabbè, ma lui shh, è, non lo diciamo a nessuno. allergico alle t-shirt, quindi è diventato, ha fatto di necessità virtù. Io lo stimo tantissimo. Poi alla batteria abbiamo Alex LR La Sala, Living Room. Living room. Lui si diverte. Alla mia destra, alla chitarra, abbiamo invece Marco Campoli. Ho notato che avete molti segreti, dai nomignoli al nome del gruppo. Sì, ci sono delle robe sotto. So anche che avete da pochissimo firmato un contratto discografico. Esatto, è proprio una notizia di pochi giorni. Complimenti. Grazie. Con quale etichetta? Abbiamo firmato con la Logic Illogic Records di Brescia, che diciamo fa parte della Atomic Staff Promotion. E siamo molto contenti, tra le altre cose salutiamo Stefano e Oscar, che appunto sono i due ragazzi dell'etichetta. E quindi adesso siamo in fase praticamente di promuovere il fatto che abbiamo firmato il contratto e l'uscita del disco dovrebbe essere per la primavera. Del 2013. E facendo un paragone a livello pittorico, Sì. che tinta è questo disco che si chiama Hourglass? Esatto, Hourglass. Che so che ti piace parlare di colori. Direi che allora se diciamo dovessi dare un'interpretazione pittorica al disco, cioè ogni canzone avrebbe la sua sfumatura di colore. Se l'Hard and Heavy fosse un... Esatto, se fosse un quadro ti direi che ogni canzone ha la sua sfumatura, perché effettivamente secondo me ogni pezzo ha il suo sapore diverso, poi saranno diciamo gli addetti ai lavori e gli ascoltatori che decideranno se ho detto una cavolata o è vero. Non credo. Io vi lascio al prossimo brano. Ok? In Your Red. Grazie. Grazie a te.
song knows her memories. Come back, she knows to me like a presence. She's over me, a silhouette on bed. It's not easy to forget the shade of a smile, amazing smile. You're right, and love goes on, underneath from just so long. You are more love is gonna run, oh wrong, yeah. The rays of the sun have been wrong colors everywhere. I listen distracted to your song while you call me crazy. Like a presence, she's over me, your silhouette on bed. It's not easy to forget the shade of a smile, amazing smile. You're right, love is on, the need for just so long. And my morning love is gone. Something buzzing me, I can't hear a voice, I can't control the emotions, just rely my account emotions. Listen to the song, I want to try the sensation. You're around and love the zone, but I need for just so long. Yeah, the moment love is gone. Here you're in, love goes on, but I need for just so long. Yeah, the moment love is gone. Yeah, love Let me think of your smile while you call me crazy, while all you think is wrong. Only you mean I cannot ask for more. Call me if you want, but not to tell me excuses. To tell yourself that it was only a joke. Eccoci di nuovo in vostra compagnia, complimenti. Grazie. E prima di lasciarvi al vostro terzo brano, vi chiederei, visto che ormai state prendendo abbastanza piede nel mondo difficile, Andiamo a piccoli passi. soprattutto comunque di questo genere underground. Sì, sicuramente non è in Italia, soprattutto non è molto facile, ma adesso non voglio entrare nel solito discorso di piangersi Però- addosso. Bisogna sbattersi e cercare di crearsi proprio spazio in questo underground dove comunque c'è una vastissima scelta e proposta di band tutte stravalide. Soltanto a Imola si Ce ne contano sono molte uscite in quest'ultimo periodo di tutti amici che valgono la salutiamo. pena essere ascoltati. Esatto. Ascoltateci anche voi. E da grandi?
Da grandi cosa vogliamo cosa fare? volete fare? Siamo già un po' grandini tra le altre Ma cose. l'importante è coltivare il bambino che è dentro di noi. Quello lo coltiviamo molto bene, lo lisciamo proprio tutte le mattine. I vostri progetti futuri. I nostri progetti futuri, allora sicuramente adesso uscita del disco a primavera, a breve metteremo fuori la data proprio ufficiale, dopodiché inizieremo proprio la vera e propria promozione, quindi che sarà fatta sia di promozioni sulle testate in carta stampata e web e soprattutto quello che ci piace di più, ovvero concerti, certo. quindi promuovere la nostra musica sul palco. E per sapere le date dei vostri concerti? Date dei nostri concerti, ovviamente su tutti, diciamo, i nostri riferimenti, quindi Facebook, MySpace, poi comunque per fare un pochino di promozione Certo. anche a livello imolese c'è il sito comunque di Rockstar, comunque mi sembra di sabato sera. Anche lì, comunque ci sono vari canali, ecco, dove Vicolo dove Inferno, cercate. Vicolo Inferno, cercate. E ci sono loro. Ci sono le nostre date e tutto il resto. Allora vi lascio al vostro Grazie terzo mille. brano, che dire ultimo è Sì, triste. questo brano si chiama Cold Moon. Comunque. E comunque tutti in inglese. Tutti in inglese, sì. È il genere proprio, è la È un- tipicità del È un genere. po' il genere che lo vuole, per quanto abbiamo un nome italiano che infatti tutti dicono ma allora cantate in italiano? No. No. No, siete legati È a una Imola. gabbola. Vedi che hanno molti segreti questi ragazzi. Bene. Grazie. Grazie a voi. Nothing is forever. Don't break with my past.
Siamo giunti ai saluti. Ragazzi, complimenti. Grazie mille. Io credo che ai vostri concerti ci si diverta veramente, quindi mi raccomando, seguite il Vicolo Inferno. Dai, speriamo che insomma ci siate e che ci siano i telespettatori. Grazie In di averci, bocca grazie al a tutti di lupo averci a invitato. tutti, grazie mille e alla prossima. Ciao Deborah! Ciao. Ciao! Ciao. Che carica questi ragazzi di Vicolo Inferno, grazie Alice per averceli presentati. Questa puntata di Diffusion si chiude qui, io come sempre vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e vi do appuntamento a domani. Domani martedì come sempre parliamo di legalità e dei vostri diritti. L'argomento che i nostri esperti domani andranno a esaminare per voi è molto delicato. Parliamo di interruzione di gravidanza, perché in un momento così difficile e delicato nella vita di una donna è necessario conoscere quali sono i propri diritti. A domani allora, ciao!